Buongiorno a tutti ragazzi, stanotte, nelle scorse ore, un grosso meteorite è stato avvistato nei cieli spagnoli. Una palla di fuoco ben visibile a più di 400.000 km, 400 km di distanza. Quindi diciamo che è stato visto in tutto il Mediterraneo, ragazzi, quindi in effetti è stato anche confermato dall'Istituto di Astrofisica dell'Andalusia, quindi la palla di fuoco sembrerebbe staccata da un asteroide per poi entrare nella nostra atmosfera terrestre. Secondo quanto hanno detto, è stata più o meno avvistata a un'altitudine, ciao, tutto bene tu? È stata avvistata più o meno, ragazzi, a 400. Questo pezzo si è staccato da un asteroide ed è passato sopra i cieli del Mediterraneo. Ciao Carmen. Quindi in effetti fortunatamente non è caduta da nessuna parte, quindi ha solo sorvolato i cieli, ragazzi, e non è caduta da nessuna parte, fortunatamente, perlomeno per quelle notizie che si hanno adesso. Quindi fortun- per quanto riguarda, non è caduta sulla terra, quindi è passata sull'Italia, sfrecciava grande. Quindi per le notizie che ho, ragazzi, solo questo sono quello che riesco a trovare. Quindi in effetti proverò più tardi a trovare qualche altra cosa. Poi semmai, se sotto a questo video io trovo il video, ragazzi, io lo metto, quindi non lo so. Vi dico una bugia, quindi non voglio promettere nulla. Se ci sarà qualche sito che ha messo questo video, io lo posto, ragazzi, perché diciamo che ha illuminato veramente la Spagna, quindi sì, sì. Ecco qui, l'ho trovato, un account di YouTube ritrae l'immagine del meteoro. Dopo lo metto, semmai, ragazzi. Forse mi sa che l'ho trovato. Quindi mi sa che forse lo trovo. Quindi, ragazzi, è passato questo asteroide grande sui cieli del Mediterraneo. Non so forse se qualcuno l'ha visto ieri a guardare le stelle. Però c'è stato questo, un ragazzo, deve essere spagnolo perché c'è scritto Bolla de Fuego, quindi sicuramente è spagnolo. Ciao Aurora. Quindi comunque, ragazzi, in effetti non c'è stato nessun danno da nessuna parte, perlomeno per le notizie che ci sono adesso. Ciao Alessandro. Quindi secondo me doveva già uscire qualche cosa, quindi non credo che sia caduto da qualche parte, quindi penso o è passato e è andato via oppure si è frantumato e non è caduto da nessuna parte. Fatto sta che il pericolo hanno detto che si è staccato da un asteroide, quindi forse quello che ho pensato io, ragazzi, forse vi ricordate che ieri doveva passare quell'asteroide che tutti quanti stavano aspettando, forse si è staccato da quell'asteroide. In effetti, se vi ricordate, doveva passare un asteroide sopra di noi, però aveva detto la NASA e la ESA avevano detto che stava molto lontano dalla Terra, quindi nessun problema. Quindi può essere che un pezzettino di questo, asteroide, perché quello non è, quello è grande, passava sopra di noi tranquillamente senza toccarci, anche se avevano paura un poco che poteva il nostro campo gravitazionale attirarlo, sulla Terra. Quindi si può presupporre che forse questo pezzo che è passato sopra di noi sia qualche pezzo staccatosi da questo asteroide, quindi solo questo può essere la spiegazione, in effetti. Fatto sta che tutti quanti sui social, in Spagna, hanno incominciato a scrivere che cos'è, perché, ciao, magari pure a te, perché il bagliore è stato molto intenso, quindi è stato
è definito una palla di fuoco. No, Alessandro non faceva chissà che danno, no, semmai che ne so, poteva colpire qualche casa, queste cose qua, ma non a livello proprio, diciamo, fantascienza, diciamo, no. Poteva fare qualche danno a qualche casa, qualche palazzo, ma niente di più, capisci? Poi dipende sempre dalla sua grandezza, che ne so, tipo Tunguska, ti ricordi in Russia? Quello sorvolò sopra i cieli, già è un fatto positivo, che non sono esplosi i vetri delle case, quindi è passato molto al di sopra di quello che passò in Russia. Che se ti ricordi, quello in Russia passò e frantumò i vetri di tutte le case, se ti ricordi, perché forse stava più basso. Questo invece è stato visto solo questa palla di fuoco, come questa foto che ho messo io qui, diciamo come sfondo quando parlo, no? Quindi hanno visto sta bolla de fuego, perché questo l'ha scritto in uno spagnolo, quindi non l'ho trovato in italiano, l'ho trovato in spagnolo, sta scritto bolla de fuego nei cieli, diciamo, spagnoli, quindi lui la chiama bolla de fuego, quindi tradotto, ragazzi, non ci sta bisogno del traduttore, c'è una palla di fuoco, in effetti, una bolla. Quindi ragazzi, se saprò qualche cosa in più io faccio qualche video dopo, un aggiornamento, oppure se trovo il video metto il video, ciao avvocate, metto il video sotto, diciamo, alle notizie, ai vostri commenti di questo video, se trovo il video di questo qua. Quindi ragazzi, come sempre la NASA dice sempre che stiamo bene bene bene, e poi vedi qualche patatrack sempre succede. Quindi secondo me questo pezzo di meteora, come la vogliamo chiamare, si è staccato da quell'asteroide che doveva passare sopra le nostre teste e che la NASA aveva detto non era un pericolo. Quindi forse l'unica soluzione è che questo qua sia staccato cioè si è staccato un pezzettino, ragazzi, perché se era grande, comunque con tutto l'attrito dell'atmosfera terrestre non si disintegrava del tutto, quindi partiamo che come un asteroide più o meno, chiamiamolo così, di 40 metri non riesce a frantumarsi interamente, poi dipende sempre dalla sua composizione, ragazzi. Ci sono quelli che sono ferro, nickel, quelli non si frantumano a contatto con l'atmosfera, poi ci stanno quelli di quarzo, quelli ce ne stanno un sacco, ragazzi, quindi diciamo quelli più duri sono quelli ferro, nickel, questi materiali qua in effetti quando attraversano l'atmosfera non si frantumano. No, Nicolas, sui cieli ieri sera intorno a Luna in Spagna è passato diciamo, un asteroide, cometa, meteoro, come la vogliamo chiamare, c'è una grande palla di fuoco nei cieli e gli astrofisici del posto, diciamo, hanno confermato che si è staccato un pezzo da un asteroide che è passato sopra la Terra a distanza, diciamo, rassicurata, e questo pezzettino poi è andato sui cieli della Spagna, in effetti nel Mediterraneo. Quindi può darsi pure che è passata qui in Italia, ma nessuno ce ne ha fatto caso. Oppure che ne so, avrà attraversato tipo Lombardia, perché in Spagna poi dipende dalla traiettoria dove andavo, quindi poteva venire dal lato sinistro che ci stanno Cuba, oppure poteva venire dal lato destro che ci sta, in effetti ci sta Lombardia, Piemonte. Quindi poi dipende da che parte, perché penso se passava da noi, diciamo da sud alla Spagna, penso che qualcuno l'aveva vista sicuramente, ma in Italia non risulta nulla di questo, quindi perlomeno qua nessuno l'ha avvistato. Eppure le spiagge posso assicurarvi che erano piene per guardare queste stelle cadenti infatti di San Lorenzo, che diciamo l'altro ieri diciamo, la gente stava sulle spiagge a guardare queste stelle cadenti, diciamo così. Quindi secondo me o arrivava dal lato sinistro dove sta da Cuba a venire qua, oppure dal lato opposto, cioè Lombardia, Piemonte, poi è fatto Francia e poi è fatto Spagna, quindi oppure da sopra, ragazzi, quindi dall'altra parte proprio.
Sì, in Spagna, sì, sì, è stato avvistato nei cieli in Spagna, sì, sì. Quindi hanno visto questa palla, lui l'ha chiamata palla del fuoco, ho fatto la traduzione. E poi, diciamo, l'istituto fisico di astrofisica dell'Andalusia dice che si è staccata questo pezzettino da un asteroide per poi entrare nell'atmosfera terrestre, capisci? Quindi loro confermano questo in effetti, quindi non sappiamo questo asteroide qual è. Quindi sempre mistero nel mistero, ragazzi, quindi non si capisce mai niente. Diciamo è stato più o meno l'altitudine dal mare 91 km, ragazzi, quindi pochissimo. Se riflettete a livelli di astrofisica, diciamo, astronomici, è pochissimo, 91 km dal livello del mare. Ed è andato in direzione nord-ovest verso l'Almeria, quindi dall'altra parte, sì. E dice che grazie alla sua grandissima luminosità, l'ha chiamata palla di fuoco, questi qua lo dicono quelli dell'astrofisica, è stato visto a più di 400 km di distanza. Quindi questo lo dicono gli astrofisici, non noi. Quindi ragazzi, io se trovo il video, io nei commenti che troverò sicuramente sotto a questo video, oppure sotto al mio, direttamente faccio sotto un commento mio, vi metto il link del video se riesco a trovare questo video, perché adesso sto parlando con voi ma col cellulare, l'altro cellulare sto cercando se riesco a trovare questo video. Eh sì, penso di sì, è 91, 400 km di distanza è stato avvistato, quindi però secondo me doveva essere qualche materiale che si frantuma in effetti. Sì, Maurizio, sì, sì, è andata bene, diciamo così. Ah, non lo so, avvocato, ti dico una bugia, oggi proprio, dico la verità, fa caldo, non c'ho proprio voglia, quindi farò una cosa veloce, tipo una fetta di carne, insalata, una cosa veloce. Oggi qua già sono le 8:47, già qui si muore proprio. Quindi penso che farò una cosa tipo una fettina di carne, insalata verde, oppure pomodoro, oppure un'altra cosa che vorrei fare, sinceramente. Pomodoro all'insalata, quelli di Sorrento, con una bella mozzarella vicino. Un po' di pane, buonanotte, avvocati, faccio prima, non cucino, non faccio nulla e mangio una cosa bene e fresca. Avevo pensato volevo fare riso all'insalata, però lo dovevo fare già ieri, è troppo tardi già, quindi mi scoccio proprio. Una bella mozzarella perché dopo il centro commerciale qui sta aperto, quindi posso scendere. La fanno qui al momento, in davanti a te pure. No, mi scoccio da mamma. Vado da mamma, vado solo per sbirciare che cosa ha fatto, poi è capace che sempre qualche cosa mi porta a casa al finale, quindi in effetti è sempre così, ragazzi. Vai da mamma al finale ti porti sempre qualche cosa a casa. Quindi diciamo che mozzarella e pomodoro è la cosa buona, ragazzi. Vabbè ragazzi, vi lascio, voglio farmi un caffettino, voglio provare e via. Voglio provare a cercare questo video, se lo trovo su YouTube no, perché è difficile credo. Devo vedere qualche sito straniero in Spagna che hanno fatto qualche registrazione, sì grazie, qualche registrazione amatoriale, qualche ragazzo che stava sicuramente sulla spiaggia. No, guarda Mariana, colazione non mi piace a me farla, quindi solo caffè prendo la mattina. Il problema è il pomeriggio e la notte, quindi la sera, diciamo. Qua al sud purtroppo questo è di brutto. La mattina siamo capaci di stare senza mangiare nulla. A pranzo mangiamo, sì, normale. Poi la sera qua è baldoria, questo è casino. Perciò alla finale qua siamo sempre più... Sì, sì, faccio altri video, sì. Perciò al finale qua a Sud Italia abbiamo tutti quanti la famosa pancetta, avanzi, cioè in effetti perché qua piace mangiare molto di sera, specialmente in estate, ragazzi, mangiare bello a base di pesce,
per noi è una cosa santa per noi, cozze, poi di ste periodi qua incominciano a fare la prepata di cozze, il melone, la frittura, i calamari, quindi ci sono un sacco di sagre qua intorno, dove vai, e ci sta una festa qui, ci sta la festa del fritto, la festa del gnocco, la festa delle pappardelle ai funghi porcini, qua è un casino ragazzi, quindi a volte dice la dieta, come la facciamo la dieta? Qui è sempre festa, facciamo come quelli, qua quando non ci sta nulla è sempre festa. Quindi mo vai a casa di uno, vai a casa di un altro, vai da mamma, mamma sicuramente già sta facendo ragù, polpette, già sta facendo salsicce nel pomodoro, ragù, se chissà che starà combinando, non lo so. Quindi diciamo che funziona così. Poi la sera chi vuole la pizza. Ma guarda, da come ho letto io certe cose su internet, perlomeno dai siti media, dicono che farà molto freddo, la verità dicono che ci sta questo minimo solare che porterà il pianeta non a congelarsi ragazzi, non partiamo che viene l'era glaciale, queste cose così, dicono che farà più freddo perché il sole sta al suo minimo, quindi sarà molto più nevoso e molto più freddo del solito, questo dicono in effetti, non è che più o meno mi pare 11 anni, quindi calcolate che il massimo si avrà fra 11 anni, quindi penso che durerà 4-5 anni in effetti perché poi si riprenderà mano a mano, quindi il ciclo solare dura 11 anni, quindi fa 11 anni, quindi facciamo 4-5 anni ci sta la bassa intensità e poi incomincia diciamo 7, 8, 9, 10 e 11 c'è il massimo, quindi penso che il 2020 sia il primo anno del raffreddamento, quindi penso fino al 2025-2026 ci sarà questo minimo che poi andrà a salire mano affinché non arriva diciamo all'undicesimo ciclo che è quello lì più forte. E secondo me ragazzi quest'anno qui qua deve essere l'11° ciclo perché questo caldo che fa, secondo me questo è l'ultimo ciclo. Sì, sì, già da questo inverno ci saranno gli effetti, sì, sì, già è stato detto che sarà un inverno più rigido del solito grazie a queste macchie solari che sono assenti da quasi un anno sul Sole, quindi significa che il Sole sta entrando nella fase minima. Quindi tutti quanti dicono era glaciale, no ragazzi, non è che congeliamo. È che fa più freddo, non è che come il film che si congelano i palazzi, quelle cose là, quella è fantascienza, ragazzi. Può succedere quella cosa là, ma dovrebbe fermarsi la corrente del Golfo, il sole dovrebbe stare al minimo, cioè si dovrebbero causare tante cose che si potrebbe verificare quella cosa del film, però si dovrebbero fare una sequenza di cose che non accadono mai, ragazzi. Là è stato un film a finale, quindi rimane un film. Sì, ma per fare quel film là si dovrebbe proprio fermare, capisci? È debole, si sa. Però nel film, se tu ci fai caso, la corrente del Golfo si ferma. Incomincia ad entrare acqua sempre più dolce e quindi scatta questa era glaciale. Però lì fanno vedere che si congelano, la gente mentre cammina, questo no ragazzi. Se avviene un'era glaciale che si ferma anche la corrente del Golfo e il sole sta al minimo, si avrà un'era glaciale, sì, però non come è stata descritta nel film che i palazzi incominciano a congelarsi, queste cose qua, no. Ci ritroveremo come stare, che ne so, tipo in Finlandia quando in inverno ci saranno 3-4 metri di neve, questo sarà. Il problema di questa era glaciale sarebbe che giustamente noi siamo i produttori più forti di coltivazione, di mangiare, quindi questo è il problema. Sì, sì, ma questo è il problema. Sì, ci deve essere proprio una serie di casualità che devono portare a quest'era glaciale, cioè le acque del Pacifico, tutto si deve fermare allora
la Nina si deve fermare, allora si potrà avere questa, diciamo, era glaciale. Quindi non credo che la corrente, diciamo, è lenta, questa sì, non è più come una volta, però cammina ancora, quindi non ci potrà essere questa era glaciale come molti scrivono. Ma ragazzi, lo sapete bene, no? Pure io a volte lo scrivo, faccio il video, però quando faccio il video io è perché io ho preso informazioni da un altro, e quindi ragazzi io dico questo ha detto così, 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 gli scienziati credono che no, no, è inutile che parte, fa caldo. Ho parlato ieri con i miei amici, ragazzi, stavano a Rovaniemi. Sì, sono 13, sì, Nicolas. Avvocate, stanno a più 20 gradi, quindi di certo stanno meglio di qua, eh. Però non pensare che lì stanno proprio, diciamo, rispetto all'Italia, ma si sta benissimo. Però faccio esempio, l'anno scorso, anzi no, 2 anni fa, stavamo a meno 11 di questi tempi qua. Vedi com'è cambiato il clima. Cioè noi 2 anni fa siamo stati in Finlandia, in Germania, sì. Ma Rosaria, guarda, non possiamo dire sempre l'Apocalisse, ma non perché io non voglio crederci, per l'amore di Dio, io rispetto sempre a tutti, quindi io... Però non possiamo dare la colpa ogni volta a Dio, oppure siamo stati noi a finale che abbiamo portato a questo, capisci? Tutto questo che è intorno a noi è sempre causa di noi. Quindi non possiamo sempre colpare, diciamo, Dio per questo, oppure l'Apocalisse, i segni, perché come si dice, penso che tu sei cattolica, quindi penso che lo sai meglio, che nessuno sa il giorno in cui succederà l'arrivo del Signore, nessuno, neanche il figlio lo sa, solo il padre, come una cosa così più o meno è. Quindi non credo siano i segni di nulla, credono sia i segni dei cambiamenti climatici che sono in atto, che purtroppo sul riscaldamento globale, popolazione troppo esagerata, cioè qua la gente fa ancora 7-8 figli. No, ma pure io l'avevo detto un sacco di volte, ma non io, gli scienziati, quindi io l'ho letto, diciamo, su siti scientifici in inglese, diciamo, vai, vai, ciao, fatti un bagno pure per me, quindi l'ho letto su vari siti di scienze in inglese, quindi di scienziati che fanno proprio questo, studiano il clima e loro ipotizzavano, però sono divisi pure loro, ragazzi, chi crede che ci sia l'era glaciale, chi dice così, anche loro non stanno, devono fare pace anche loro con se stessi, quindi diciamo sono divisi pure loro, ci sarà, non ci sarà, no, non è vero, non è vero, quindi è un casino pure fra di loro, mettersi d'accordo. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi. Se trovo il video di questo asteroide, che cometa che è passata sulla Spagna, io la metto in questo video, diciamo in descrizione sotto al commento di qualcuno di voi. Ragazzi, buona domenica a tutti, mi vado a fare un caffettino e incominciamo la giornata. Ciao a tutti, ciao avvocatella, ciao a tutti ragazzi.